Anche la Banca del Veneto Centrale ha deciso di partecipare a questa bella iniziativa. Certamente Banca del Veneto Centrale è il nome che ha assunto la banca quando la Centro Veneto Bassane Banca e Rovigo Banca hanno dato inizio a una nuova storia bancaria, e quindi è una continuazione dell'impegno che esisteva nella città di Rovigo, ma ci ha permesso anche all'altra parte, alla banca di Vicenza e Bassano, di conoscere questa splendida iniziativa, un modo per arrivare alle famiglie e ai giovanissimi, che sono assolutamente due destinatari di eccellenza per il nostro modo di essere banca. Dicevo qualche minuto fa, anche un'opportunità perché abbiamo modo di iniziare un percorso di educazione finanziaria, far capire ai ragazzini che il denaro è uno strumento, ed è uno strumento che merita un uso adeguato e quindi non improprio e non sbagliato. Ecco, significa seminare i germogli di essere una comunità. Tutti i ragazzi con un unico diario è un segno di identità molto importante con cui si inizia e si continua quello che già fanno le famiglie, cioè un percorso educativo che ne farà di loro dei bravi signori e delle brave signore. Cosa ha spinto Acque Venete a partecipare a questa iniziativa? Ha spinto per la terza volta perché noi abbiamo creduto dall'inizio nel progetto e nel percorso, perché è un'iniziativa importante che va nella direzione di riferimento ai nostri veramente più piccoli, più giovani, le scuole elementari terza, quarta e quinta, e che all'interno di questo diario sono contenuti importantissimi per quello che è la crescita e tutta una serie di sistemi acqua, ambiente, energia che si ritrovano dentro il diario, e secondo noi è un'iniziativa che almeno per Acque Venete è qualificante, sperando che poi anche nel proseguo negli altri anni ci sia ancora più espansione di questa diciamo oggi territorio, che è vasto perché parliamo di Rovigo, Venezia, Vicenza e tutta la parte della bassa padovana. Mi pare che l'ambizione sia quella di oltrepassare i confini, e per noi insomma è una cosa importante che ci rende orgogliosi. Grazie.